potere al popolo. Buongiorno, ben ritrovati da Semivarin. 9 minuti dopo le 11 in diretta nazionale sulle frequenze di Radio Libertà. Tra pochissimo il Qui Parlamento, ci collegheremo con Anastasio Carrà. Poi la musica indipendente, una coppia di artisti indipendenti molto giovani e anche molto forti, con un pezzo Un attimo di quiete che racconterà l'amore fragile e le insicurezze della generazione Z. Poi, wow, oggi è lunedì e c'è informazione cattolica, quindi i bacchettoni di questo sito www.informazionecattolica.it con il direttore Matteo Orlando che ci riassumerà i principali argomenti della scorsa settimana. Poi un altro collegamento telefonico con chi organizza un festival dedicato agli anni 60, 70, 80, il Festival della canzone italiana di Luino in provincia di Varese, che arriverà verso ottobre, ma attenzione, ci sarà un'anticipazione di questo festival venerdì 24 aprile alle ore 21 al Teatro delle Arti di Gallarate in provincia di Varese. Se amate gli artisti anni 60-70, ragazzi, c'è da passare una bella serata, ne parleremo tra pochissimo. Prima però le ultime notizie e sbircio sui siti internet. Quello di Repubblica apre con la Spagna che ha chiuso lo spazio aereo ai voli coinvolti nel conflitto. Secondo il New York Times, un missile statunitense sarebbe stato sperimentato per colpire una scuola. Il sito del Corriere invece si dedica alla brutta cronaca, ciò che è avvenuto a Milano l'altro giorno, lo studente 21enne di odontoiatria che ha perso la vita domenica all'alba in piazzale Aquileia a Milano, la Porsche con targa tedesca lanciata ad alta velocità, le due ragazze in un posto solo, la carambola di 150 metri, così è morto Lorenzo Persiani. E poi, sempre la brutta cronaca ci porta a Perugia, dove è stato arrestato un 17enne per terrorismo. Programmava una strage scolastica ispirata alla Columbine. Il ragazzo era in contatto con il gruppo Telegram Werewolf Division di stampo neonazista e incentrato su contenuti e narrazioni legati alla supposta superiorità della razza ariana. Ancora la cronaca: a Trovo, in provincia di Pavia, auto finisce contro uno scuolabus su un rettilineo, 10 bimbi delle elementari feriti, grave un ventenne. Torneremo certamente su queste argomentazioni nel corso della giornata. Subito però il Qui Parlamento, ci colleghiamo con Anastasio Carrà. Qui Parlamento. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, il provvedimento oggi al nostro esame rappresenta un passaggio importante e atteso per il riconoscimento e il rafforzamento del ruolo della Croce Rossa italiana nel nostro ordinamento, con particolare riferimento ai corpi ausiliari delle Forze Armate. Come gruppo Lega Salvini Premier esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto lungo tutto l'iter parlamentare, che ha visto un confronto serio e concreto tra le forze politiche e che ha consentito soprattutto di giungere a un testo equilibrato, rispettoso della storia e della funzione di questa istituzione. Rivendichiamo con orgoglio il contributo dato dalla Lega, in particolare con l'emendamento approvato al Senato, condiviso anche da altri gruppi, volto a chiarire e valorizzare la denominazione del corpo delle infermiere volontarie, riconoscendo il riferimento alle croci rossine. Non si tratta di un elemento formale o simbolico, è una scelta di chiarezza normativa e di rispetto verso una tradizione che appartiene alla storia del nostro Paese. La formulazione adottata evita ambiguità e sovrapposizioni, garantendo una identificazione precisa delle figure operanti all'interno del corpo ausiliario delle Forze Armate. Parliamo di donne e uomini che rappresentano un presidio fondamentale per la nostra comunità,
impegnati ogni giorno nelle attività sanitarie, nella protezione civile e soprattutto nelle emergenze. Non possiamo non ricordare anche oggi il loro straordinario contributo durante la pandemia da Covid-19. In quei momenti difficili, la Croce Rossa è stata presenza concreta, silenziosa ma determinante. A loro va il nostro ringraziamento più sincero. Ma al riconoscimento morale deve accompagnarsi anche un impegno concreto e quindi è necessario garantire piena dignità economica e istituzionale al personale della Croce Rossa, valorizzandone competenze, professionalità e soprattutto dimostrando la dedizione. Questo provvedimento va nella giusta direzione, rafforza il legame tra lo Stato e un'istituzione che da oltre 150 anni incarna valori fondamentali come solidarietà, umanità e neutralità. Per noi della Lega significa anche riaffermare l'importanza delle strutture che operano concretamente sul territorio al servizio dei cittadini, soprattutto nei momenti di difficoltà. È un punto di arrivo, ma deve essere soprattutto anche un punto di partenza per rafforzare ulteriormente il ruolo strategico della Croce Rossa, sia in tempo di pace sia nelle situazioni di emergenza e crisi. Per tutte queste ragioni il gruppo Lega Salvini Premier esprimerà un convinto voto favorevole. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Ho perso la strada per tornare a casa. Qui l'asfalto è lo stesso colore dell'aria. E un'altra notte persa a prendere lezioni. Pensieri sul soffitto e noi sempre più soli. Un mare nello stomaco e potrà negarci. Qui tutto va a puttane e noi pensiamo a farci. Ma che effetto fa? Restare sempre in bilico, respingersi un attimo. Mi manchi io, mi mancano le tue attenzioni. Che noia la domenica, dai non farmi la predica. Se mi manchi io, mi mancano le notti fuori. Un attimo di quiete, poi vai. Sono mesi che ci girano intorno, sogni che non passano anche se lo vuoi. Noi siamo una sconfitta a cui non so reagire e che vorrei restare ma potrei partire. Allora serve il tempo, rigarmi la fronte, collegarmi le tempie. Penso che non so ancora chi sono veramente, ma pur di non stare soli faccio finta non esistano problemi e sai che effetto fa? Restare sempre in bilico, respingersi un attimo. Mi manchi io, mi mancano le tue attenzioni. Che noia la domenica, dai non farmi la predica. Se mi manchi io, mi mancano le notti fuori. Macchino di faccia alla porta che io non sono in grado. E schiattero ancora una volta ma non so dove vado. E tu mi tieni la mano, anche se non me lo merito. Perché per quando li siamo anche questo ci serve un pretesto per dircelo. In un attimo di quiete poi vai via.
che dolci! Evan da Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno. Daria Huber da Napoli. Ecco l'amore fragile e le insicurezze della generazione Z, il conflitto tra il desiderio di amare e la paura di soffrire, utilizzando il dialogo proprio dei giovani, giovanissimi, ma se l'ascoltiamo bene ci si rispecchia anche a noi che siamo più grandicelli. Un attimo di quiete alle 11:19, tempo di Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E noi, seguendo la Lega, abbiamo un po' di spazio, diamo anche la possibilità a chi ci sta ascoltando in diretta di entrare in diretta telefonica chiamando il nostro numero fisso 0292 94 7222. Se volete commentare i fatti del giorno, chiamate ora 0292 94 7222, o se siete più comodi inviate un messaggio, anche audio, anche video, al 340 67 09 659, proprio come ha fatto questo ascoltatore. Sentiamo che cosa dice. Buongiorno Sammy. Buongiorno. Per quanto riguarda le mosse politiche che si stanno prospettando, io credo che nel ragionamento ci dovrebbe essere un elemento nuovo che bisogna capire, cioè che adesso le cose si muovono velocissimamente, non è come prima che ci voleva del tempo, c'era un ragionamento, eccetera, no? Salvini è passato dal 30% al nulla, dico Salvini, non la Lega. Salvini è passato dal 30% al nulla, e questo è un problema che bisogna prendere in considerazione. Tutti usano tattiche, tutti pensano al momento, ma nessuno ha una strategia. Cacciare la Santanchè, quell'altro, dopo che si è preso una scoppola, è un errore assommato agli altri errori che si sono fatti. Ciao, un saluto a tutti. Grazie. Prendiamo la scoppola anche noi e vediamo che succede, anche perché qui una scoppola per uno non fa male a nessuno, mi pare, in questo governo. E il PD se la ride. Perché non ricordiamo a Conte che per colpa sua abbiamo 143 milioni di debito per il 110% e che dovremmo continuare a pagare questa spesa fuori controllo? Italiani, pensiamoci e votiamo con un po' di cervello. 0292947222. Sentiamo che c'è in linea. Pronto? Pronto? Ciao. Sono Giuliano di Vedanone, provincia di Varese. Prego. Voglio dirgli, non dà più il programma il martedì e il giovedì alla Cittadella? La Cittadella è ferma, hai ragione, siamo un po' fermi con la Cittadella e stiamo cercando di attaccare questo collegamento importante con Borgonovo. Ti teniamo informato, ok? Ok, grazie mille, grazie. Ciao, buongiorno. Sì, purtroppo siamo fermi con questa bellissima trasmissione del vice direttore del quotidiano La Verità. Aspettiamo di saperne qualcosa. Buongiorno, volevo chiedere, ma quanto aspettano a cambiare la legge che i parlamentari sono esenti da tutti i controlli? La Salis ai controlli che volevano farle dice sono parlamentare, per cui tutto a posto? No, buona Pasqua, grazie Pina. E ancora i vostri messaggi al 340 6709 659. Italexit da questa Europa. E poi ci sono delle parolacce. Non ci sono le riserve auree della Banca d'Italia, 300.000 miliardi. Abbiamo un debito di 2.600 miliardi. Paghiamo il debito dell'Europa ladrona e andiamo per conto nostro. Ci scrive un incazzatissimo Erminio. Sto cercando, mi state inviando fotografie, filmati che poi mi guardo con pazienza. Allora vado direttamente agli appuntamenti da non scordare, e per chi ci segue in diretta questa sera, lunedì 30 marzo, ce ne sono ben due.
a Milano. Alle ore 21 doppio appuntamento presso i 2 punti Lega a Milano. In via Esterle 29 incontro con il responsabile Dipartimento Marketing Territoriale, Turismo e Sport Lega, Massimiliano Orsatti, e il responsabile Dipartimento Giovani Lega Milano, Andrea Poledrelli. In via Vespri Siciliani 12 invece incontro con il responsabile Dipartimento Sicurezza Lega Milano, Davide Ferrari Bardile. La prima parte della serata sarà dedicata al ricordo del nostro Umberto Bossi. Una bella idea, se mi state ascoltando in diretta, serata Punto Lega a Milano, via Vespri Siciliani numero 12, con Davide Ferrari Bardile, responsabile Dipartimento Sicurezza, per ricordare Umberto Bossi a partire dalle ore 21 questa sera in via Vespri Siciliani. Ma altrettanto interessante è l'incontro con il responsabile Dipartimento Marketing Territoriale, Turismo e Sport Lega Milano, lo storico Massimiliano Orsatti, che tutti noi in Bellerio conosciamo benissimo, insieme al responsabile Dipartimento Giovani della Lega Milano, Andrea Polledrelli. In via Vespri Siciliani 12 abbiamo Davide Ferrari Bardile, mentre Massimiliano Orsatti sarà in via Esterle 29, sempre alle ore 21. Tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega, signori, insomma, direi che è assolutamente da segnare in calendario la manifestazione del 18 di aprile, anche perché la titolazione ci è familiare: senza paura, in Europa, padroni a casa nostra. Ci troviamo il 18 aprile alle 15 a Milano, in Piazza Duomo. Ci sarà un corteo che partirà da Porta Venezia e ci porterà in Piazza Duomo, ma soprattutto, signori, si comincerà non a dire, ma a urlare la parola remigrazione. Se volete saperne di più, vi consiglio di andare sul sito legaonline.it, perché lì è già possibile prenotare i pullman che partiranno da ogni parte d'Italia per portarvi il 18 aprile alle ore 15 in Piazza Duomo a Milano. È una manifestazione importante, soprattutto per dare anche una risposta importante a una certa politica che sembra che si voglia girare dall'altra parte, sembra che ci siano altri problemi, e con il referendum fallito, ecco, vedi, alla fine hanno ragione i giudici quindi a non voler rimpatriare determinati clandestini perché poverini hanno il raffreddore, oppure sono gay, o per altre motivazioni oscene, per non parlare di certi medici, certo, che fanno falsi certificati per far risultare che questi poveracci non possono certo andare in un CPR. Cose vergognose che è il caso di affrontare con una manifestazione bella bella in pieno centro Milano, nella nostra Milano, che vorremmo ritornasse anche al centrodestra. E anche su questo penso che la quantità di persone che ci sarà il 18 aprile a Milano in Piazza Duomo a partire dalle ore 15 sarà determinante per lanciare un certo messaggio, diciamo così. Intanto il messaggio lo lanciamo a tutti voi che siete a caccia di gadget, lo so, ragazzi miei, mi state già scrivendo al 340 6709 659. Fammelo vedere questo, fammelo vedere, cosa ne pensi? Cosa ne pensi di questo gadget? Zainetti griffati Radio Libertà. Questa è l'ultima invenzione del nostro Marco Grimoldi, responsabile gadget della nostra radio, al quale abbiamo dato anche una bella trasmissione, Lega e dintorni, il mercoledì alle 15:30, nuovo orario, in cui si intervistano militanti della Lega, ma soprattutto le sezioni della Lega sparse qua e là per l'Italia. Nei ritagli di tempo il Grimoldi ci sta dando una grande mano, ormai da qualche anno, per preparare i gadget più particolari, quelli da collezione. E questa collezione di zainetti griffati Radio Libertà sta piacendo moltissimo. Ecco, se ci venite a trovare in questi minuti, in queste ore, in questi giorni,
Li trovate qui a Milano in via Bellerio 41, così visitate anche lo storico fortino della Lega. Tra poco ci verrà a trovare Massimo dalla provincia di Savona. Ve lo dico subito, non fate passare troppo tempo, perché come al solito questi gadget, il bello di questi gadget è che sono roba da collezione. Cioè, cosa vuol dire? Che non ne facciamo 100, 200, 500, ne facciamo poche decine di esemplari, per cui i primi che arrivano si beccano cose che poi probabilmente non esisteranno più, non si faranno più. Non soltanto questi bellissimi zaini e zainetti di tutte le gradazioni e soprattutto di tutte le grandezze, anche le calze di Radio Libertà, ci sono bianche, ci sono nere, simpatiche, sciocchezzuole, certo, dirai tu, però cose che ci insegnano anche che la nostra radio è qualcosa di più di una radio, è una famiglia e abbiamo un certo modo di riconoscerci anche attraverso questi piccoli gadget. Guarda un po', questo è un salvadanaio. Il salvadanaio di Radio Libertà. Lo so che sembra un'urna, in realtà è un salvadanaio. C'è scritto Radio Libertà, griffato, proprio scritto, il legnetto bruciacchiato famosissimo, sempre quello. E poi un'altra tipologia di orologio di Radio Libertà, signori, da attaccare in cucina. Stupendo. Infine il sottopentola di Radio Libertà. Queste le ultimissime invenzioni del nostro inventor Grimoldi. Lo sapete, io sono in attesa in modo particolare della calamita. Mi hanno detto che è in preparazione una calamita in legnetto bruciacchiato con l'effigie di Sammy Varin. Ora non lo so se la foto è quella con i capelli verdi, spero sinceramente che abbiano pietà di me, e la scritta sotto Mai Mulà, storica scritta della Lega, chiaramente l'effigie di Sammy Varin contornato dai microfoni, lo spero, perché il Mai Mulà lo urliamo da queste frequenze da decenni. Se davvero fosse così ed esce questa piccola cosa magnetica che potrete attaccare sul vostro frigorifero, sul forno a microonde, o chi ancora ha un'auto con dei pezzi metallici sul cruscotto sarebbe splendido. Se uscisse veramente questa collezione variniana sarebbe roba veramente da diventare ricchi, ragazzi. Quanto la vendiamo? Un magnete con la faccia da Sammy Varin? 10 euro? Facciamo 5? Facciamo 5. Torneremo a parlarne sicuramente in futuro. Minimo vi ho dato soltanto delle anticipazioni per farvi venire voglia di fare una capatina, anche se ci seguite da altre zone. A Milano ci si passa prima o poi, ricordate, via Bellerio 41, dalle 7 del mattino alle 8 di sera. Siamo aperti e se ci passate a trovare con un buon salame ci fate felici. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se
Se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sono cresciuto tra urla e bicchieri, mio padre annegava nei suoi pensieri, io lo guardavo ma lui non mi vedeva, per lui era un'ombra, non una speranza vera. Mio nonno mi diceva, sei forte ragazzo, l'unico a credere che avessi un riscatto, ma poi se n'è andato lasciandomi a pezzi. Ora parlo col cielo nei giorni più gretti, e se sono un difetto allora resto così, un'ombra che lotta ma non va più giù. Se il dolore è casa io ci vivrò dentro, ma il fuoco che ho dentro lo accendo di più. Se sono un difetto allora resto così, un'ombra che lotta ma non va più giù. Se il dolore è casa io ci vivrò dentro, ma il fuoco che ho dentro lo accendo di più. Mai stato accettato, mai stato normale, ogni sogno bruciava come carte nel mare. La gente parlava, feriva e rideva, io solo col buio che mi proteggeva. Scrivevo strofe per non impazzire, mentre il cuore cercava soltanto di uscire. Ora sto in piedi, porto addosso il mio peso, viola negli occhi ma il mondo io ne sono un difetto, allora resto così, un'ombra che lotta ma non va più giù. Se il dolore è casa io ci vivrò dentro, ma il fuoco che ho dentro lo accendo di più. Se sono un difetto allora resto così, un'ombra che lotta ma non va più giù. Se il dolore è casa io ci vivrò dentro, ma il fuoco che ho dentro lo accendo di più. E se sono un difetto allora resto così, un'ombra che lotta ma non va più giù. Se il dolore è casa io ci vivrò dentro, ma il fuoco che ho dentro lo accendo di più. Lo accendo di più. E se sono un difetto allora resto così, allora resto così. Oh, allora resto così. Questo per far capire che i giovani sono anche sensibili, ragazzi miei. C'è una sensibilità nascosta, perché poi a passare sono sempre i soliti concetti dei giovani violenti, i giovani che accoltellano, picchiano, violentano. Invece no, Tom Kay ha fatto qualche settimana fa questo singolo, un brano pop dalle sfumature urban, che si fa portavoce di un messaggio forte e attuale: la libertà di restare se stessi in un mondo che spesso giudica, etichetta, pretende conformità. Una canzone che nasce come una dichiarazione di identità, un atto di consapevolezza e resistenza contro i pregiudizi sociali e personali. Attraverso una scrittura autentica e profondamente emotiva, Tom Kay racconta un percorso di rinascita che parte dalla fragilità e arriva
all'accettazione di sé. Resto così parla a chi si è sentito sbagliato, fuori posto, definito un difetto solo perché è diverso dalle aspettative altrui. Quante volte è successo anche a noi, è vero. Poi è arrivata quella scorza, no, che ci deve rendere uguali agli altri, quella maschera pirandelliana che dobbiamo indossare prima di uscire di casa. Un brano che trasforma il dolore del giudizio in forza, rivendicando il diritto di esistere senza maschere e senza compromessi. Bravo Tom Kay, canzone difficile chiaramente per noi grandicelli, ma assolutamente psicologicamente da tenere presente. Sono le 11.39, chi arriva a quest'ora del lunedì? Dai che lo sapete, arrivano i bacchettoni di informazionecattolica.it. Vediamo che cosa hanno scritto questa settimana e volentieri, sono sicuro, troverete qualche cosa che vi farà riflettere. A voi, o bacchettoni! Buongiorno carissimo Semmi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Quest'oggi cominciamo nella nostra rassegna stampa con informazionecattolica.it, che è il nostro sito principale, e vi ricordiamo l'editoriale in primo piano che è stato curato da Matteo Castagna. Castagna quest'oggi ci ricorda quello che andremo a vivere nelle prossime settimane in Ungheria, perché come sapete ci sono le elezioni parlamentari che rappresentano qualcosa di veramente importante. Abbiamo intitolato questo articolo Viktor Orban, in quale filone si inserisce? E poi come sottotitolo abbiamo scelto verso le elezioni in Ungheria, Orban è il male minore. Sì, perché l'avversario di Orban, un certo Peter Magyar, è praticamente sostenuto dai poteri forti di mezzo mondo, cominciando dall'Unione Europea, perché, come immaginate, vogliono far fuori Viktor Orban, che si è costantemente opposto alle follie eurocentriche della Commissione Europea e che sta cercando di impegnarsi per far crescere l'Ungheria sotto tutti i punti di vista, cosa che peraltro è riuscita a fare sia dal punto di vista demografico che economico che sociale. E quindi, siccome non serve gli interessi della cricca che guida l'Unione Europea, si ritrova contro tutti, compreso naturalmente Zelensky, Volodymyr Zelensky, che lo ha minacciato di morte indirettamente, ma è quello che ha fatto Volodymyr Zelensky quando si è rifiutato di firmare dei finanziamenti destinati all'Ucraina. E quindi Viktor Orban è solo contro tutti, anche per questo speriamo che venga rieletto come premier dello Stato magiaro. In un altro articolo invece che interessa l'Italia, quest'oggi abbiamo fatto una critica molto forte al centrodestra. Abbiamo intitolato questo articolo "Il centrodestra sempre più LGBT e Vannacci gongola". Angelica La Rosa invita Giorgia Meloni a svegliarsi politicamente perché, scrive nell'articolo, altrimenti ti fanno fuori politicamente, si intende. Già Forza Italia, dopo l'intervento di chissà chi, ha cambiato i suoi vertici e alcune situazioni all'interno del partito, rendendole più vicine al mondo LGBT, e purtroppo qualcosa del genere è successo anche per una parte della Lega, e adesso i tentacoli si stanno estendendo anche a Fratelli d'Italia, sempre da quel mondo LGBT. E quindi l'invito della nostra Angelica La Rosa è quello di stare attenti a tutti i partiti del centrodestra e in particolare alla Premier. Naturalmente riflettiamo anche sul fatto che potrebbe avvantaggiarsi di un centrodestra sempre più vicino al centro-sinistra su questi temi, potrebbe avvantaggiarsi il generale Roberto Vannacci, che con il suo futuro nazionale potrebbe acchiappare i voti da parte degli scontenti del centrodestra che non si riconoscono nelle posizioni LGBT, e sono tanti, e anche da parte dei cattolici che votano il centrodestra, perché se è vero che una parte dei cattolici vota il PD e altri partiti per alcuni temi,
migranti, eccetera, quindi diciamo la parte più progressista del cattolicesimo. È anche vero che una parte notevole dei cattolici vota il centrodestra, e questi cattolici sicuramente non accettano il matrimonio omosessuale, le adozioni per gli omosessuali e l'ideologia gender nel complessivo. Quindi, se il centrodestra non vuole perdere questi voti, deve stare molto attento. È quello che diciamo oggi. In un articolo invece di Mauro Arminino, dal titolo "Le tragedie feriali implacabili e silenziose", abbiamo parlato di quelle che sono un po' le guerre feriali nel quotidiano. A che cosa ci riferiamo? Ci riferiamo purtroppo alla tragedia dei morti sul lavoro e ci riferiamo anche alla tragedia della povertà, perché purtroppo in Italia ci sono molte famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese con dei soldi a disposizione addirittura per fare la spesa tutti i giorni. Quindi attraverso questo articolo vogliamo anche essere delle sentinelle che denunciano questi due grossi problemi: morti sul lavoro e povertà. Poi, carissimo Semmi, cogliamo l'occasione per presentarvi anche gli articoli che sono stati pubblicati sempre su informazionecattolica.it qualche giorno fa. In particolare ve ne citiamo due. Uno è quello del professor Francesco Bellanti, che ha scritto un articolo molto importante e significativo, stavolta che attacca il centro-sinistra, perché noi non diciamo abbiamo una posizione politica, noi attacchiamo tutti quando se lo meritano e difendiamo le proposte buone di tutti quando se lo meritano. Ecco, in questo caso l'attacco al centro-sinistra, e il titolo è significativo perché il campo largo, cioè PD, 5 Stelle, AVS, Renzi, Calenda, perché non vincerà le prossime elezioni politiche. Perché loro non vinceranno queste elezioni politiche? Perché manca una guida politico-culturale di area socialista con grandi valori che non sono sicuramente rappresentati né dalla leader del PD, né dal leader del Movimento 5 Stelle e neanche da quelli di AVS o altri partiti. E quindi il professor Francesco Bellanti si chiede dove sia oggi una figura veramente socialdemocratica, socialista, che possa guidare il centro-sinistra italiano. E infatti al momento non sembra proprio all'orizzonte. Un altro articolo che vi invitiamo a leggere, pubblicato nei giorni scorsi su Informazione Cattolica, è quello che riguarda una notizia che arriva dall'estero. Finalmente è stato vietato ai trans, che sono uomini biologici, di partecipare alle competizioni femminili, e questo è stato approvato dal Comitato Olimpico Internazionale. Ne siamo felici e sappiamo così che finalmente non si potrà ripetere quello che è successo alle scorse Olimpiadi estive. Per quanto riguarda, carissimo Semmi, il nostro secondo sito, vale a dire infobreac.it, Break con la K, lo pronuncio così per fare capire come si scrive. Allora, il nostro primo articolo di oggi ha un titolo curioso: Iran, un referendum che ha prodotto disastri. Non ci riferiamo all'oggi e alla guerra in corso, ma ci riferiamo a un fatto accaduto proprio come oggi, il 30 di marzo, ma nel primo anno della rivoluzione islamica, nel 1979, a poche settimane dalla caduta dello Shah e dal trionfo della rivoluzione iraniana, che era nata con i partiti di sinistra, a cui si erano alleati i religiosi, e poi i religiosi islamici sciiti hanno eliminato tutti gli altri. Questo dimostra quanto la sinistra sia ottusa e cieca quando si allea con l'Islam. Ecco, il nuovo potere guidato dall'Ayatollah Khomeini, il primo Ayatollah, Ruhollah Khomeini, sottopose al popolo iraniano un referendum poi destinato a cambiare radicalmente il volto del paese. La domanda era semplice, a differenza del referendum sulla giustizia che molti italiani in Italia hanno votato senza sapere cosa chiedesse, purtroppo, abbiamo visto il risultato. Invece questo era semplice: Repubblica Islamica, sì o no? Il risultato fu schiacciante in quel 30 marzo 1979.
il 98% dei votanti disse sì. E dietro questa apparente unanimità si celava però un momento di svolta epocale, e sappiamo come è andata a finire e che cos'è stata l'Iran in questi ultimi decenni, cioè lo Stato sponsor principale del terrorismo internazionale. Carissimo Semmi, infine vogliamo segnalare a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà che seguono la radio in tutta Italia, ma in particolare quelli della Lombardia e del Veneto, vogliamo segnalarvi un concerto che sarà tenuto a Mantova il prossimo 18 aprile 2026 presso il Teatro Bibiena da Lisa Agnelli. Lisa Agnelli è una delle violiniste più importanti in Italia, è una delle violiniste che propone esperienze originali e innovative. Infatti, lei ha coniugato la musica classica con il pop rock. Noi abbiamo avuto modo di vedere dei suoi concerti, vi assicuriamo che sono fenomenali. E in questa intervista che abbiamo fatto stamattina su Info Obrea, che ci parla del prossimo concerto, ma soprattutto della sua carriera, e ci racconta di come è avvenuta questa sua evoluzione artistica e cosa le permette di comunicare questo stile virtuosistico pop rock. Poi abbiamo cercato di capire quali sono gli artisti che l'hanno influenzata, le esperienze internazionali che ha fatto, ne ha fatte anche parecchie, non solo internazionali ma anche nazionali, e poi anche quando ha capito che il suo violino poteva essere messo a disposizione anche delle iniziative di solidarietà, perché ricordiamo che Lisa Agnelli è anche una collaboratrice di Teleton, la famosa associazione che si occupa di raccogliere fondi a livello nazionale per le malattie rare. Ecco, carissimo Semmi, invitando gli ascoltatori di Radio Libertà a Mantova il 18 di aprile 2026 per il concerto di violino pop rock di Lisa Agnelli, concludiamo questa nostra rassegna stampa e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. E siccome ci sentiremo dopo la domenica, auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà tanti auguri di una Santa Pasqua del Signore nostro Gesù Cristo risorto dalla morte. Carissimi ascoltatori, grazie a tutti, arrivederci, a presto. Stasera voglio farti un regalo che ti faccio ricordare chi scordati non sa. Ho sentito questo disco suonare, l'ho comprato per te perché pensi un po' a me. Questo disco è il mio pensiero d'amore per te. Ogni volta che lo senti suonare, pensa a me, accetta questo regalo, se il mio amore non vuoi, questo almeno vorrai. Un regalo non si butta mai via, quando sola resterai potrà farti compagnia. Questo disco è il mio pensiero d'amore per te, anche se non potrà farti tornare con me, come passi e desolate serate. Cosa fai con chi sei? Sei felice con lui, ma se un dubbio ti riporta al passato, dove sono lo sai, puoi chiamarmi se vuoi. Questo disco è il mio pensiero d'amore per te.
Beh, questa fa parte della musica di scavo, cioè bisogna scavare anche bene su internet e su YouTube in questo caso e trovate anche il video originale, ragazzi, di Pensiero d'amore di Mal, uno degli artisti che bello, caro ascoltatore di Radio Libertà, potrai trovare tra poche settimane a Gallarate in provincia di Varese, perché è in arrivo una serata assolutamente da non perdere se siete in zona. Ma ce ne parla l'organizzatore, ormai lo conoscete perché ogni tot mesi lo andiamo a disturbare, perché la musica anni 60, 70, 80 è irripetibile ancora adesso, vedete quanti spezzoni troviamo nelle pubblicità, ma anche gli artisti giovani alla fine, se fanno roba buona, si ispirano a quegli anni, altrimenti sono solo porcherie. Con noi l'organizzatore e promoter del famoso Festival della canzone italiana di Luino in provincia di Varese, che ogni anno celebra i grandi successi degli anni 60, 70, 80, ma ogni tanto ci fa anche delle sorprese durante il resto dell'anno. Gianfranco Mulas, ciao! Ciao Sammy, grazie di questa intervista e di questo collegamento, grazie mille, sono molto contento. Sì, tu hai aperto con Mal, Pensiero d'amore, che avremo modo di ascoltarlo il 24 di aprile al Teatro delle Arti a Gallarate, quindi chi vuole può prenotare al numero 346 10 53 876, può prenotare la sua poltrona e godersi una serata, io oserei dire stupenda, perché non solo abbiamo Mal, ma abbiamo i Vazzanichi, Donatello, Giampieretti, Santino Rocchetti, Claudio Daiano, per tanti non è magari sconosciuto, però è l'autore di numerose canzoni molto ma molto importanti come l'Isola di White, Sei bellissima, Ti baciava le labbra un pugno di sabbia negli occhi miei, insomma sono tantissime le canzoni che Claudio Daiano ha scritto. Poi c'è questa ragazza molto brava che noi lanciamo in apertura, che è una soprano, Svetlana Kassiatova, è una voce splendida, un soprano che aprirà la serata con Il mondo, volutamente perché il mondo in questo momento ci appassiona un po' a tutti, insomma, in qualsiasi forma, negativa, positiva, però insomma, in questo momento qui il mondo ci interessa molto e quindi Svetlana aprirà con Il mondo questa bellissima serata. Io sono impaziente di arrivare al 24 d'aprile perché ci sono anche altre cose all'interno, non solo i cantanti che cantano, ma ci sono anche delle belle novità, delle gang, eccetera, insomma, delle sorprese dopo che chi viene vedrà, sentirà. Allora, Insomma, diciamolo per chi ci segue quindi dalla provincia di Varese, ma anche da Milano, perché Gallarate in 20 minuti Milano un attimo, ci si arriva. Allora, l'appuntamento è per venerdì 24 aprile alle ore 21 al Teatro delle Arti di Gallarate, ma se uno volesse prenotare i biglietti, come deve fare? Allora può telefonare direttamente al 346 10 53 876. Il costo del biglietto, l'ingresso è 30 euro e può vedere tutti questi grandi artisti: Vazzanichi, Mal, Donatello, Giampieretti, Santino Rocchetti, Svetlana Kassiatova, Claudio Daiano e Tony Ray in una performance di Elvis Presley, quindi è una serata veramente molto ma molto come dire bella, insomma, perché ci sono tutte queste canzoni che hanno fatto parte della storia
della musica italiana dagli anni 60 quasi fino ai nostri giorni, insomma. Guarda, una serata retro bellissima che però è un passato ancora presente, perché questi artisti continuano a cantare anche se non compaiono magari spesso in televisione. Sono tutti artisti, tutti impegnati, tutti impegnatissimi. È vero, perché è vero. fanno tutte serate. Giampieretti ne ha appena fatta una settimana scorsa, il 17 ancora è un'altra serata a Padova, e quindi poi il 24 è da noi, quindi sono tutti personaggi che ancora oggi vanno in giro a far sentire la loro voce, ma soprattutto le loro canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Quindi è sempre bello riascoltare e soprattutto rivivere quei momenti. Insomma, chi ha già una certa età, quella sera lì può tornare indietro con la memoria, può rivivere quei momenti meravigliosi della propria vita, insomma, con queste canzoni che magari ha condiviso con i primi amori, con delle fidanzate, che poi magari si sono sposati, insomma. Quindi sono tante le cose che si possono vivere durante questa serata. È vero, ma il consiglio che vi dà Sammy Varin è quello di portare anche vostro figlio o vostro nipote, perché questi sono pezzi davvero immortali e questo viaggio nel tempo è giusto farlo fare anche a chi non ha vissuto quegli anni, ma deve comunque conoscere questi pezzi e sicuramente gran parte di questi poi se li ricorda, perché i giovani li hanno sentiti nei meme su Instagram, spesso viene utilizzata la musica anni 60, 70, 80, per cui è bellissimo fargli conoscere l'artista e poi fargli conoscere un artista, ad esempio, come Mal. L'ho visto nell'ultimo spettacolo che hai tenuto a Luino. Ragazzi, come domina il palco Mal, penso che pochi artisti riescano a farlo, soprattutto data l'età, capito? Sammy, se mi permetti ancora, già Sì. che abbiamo parlato del 24 aprile, voglio darti la data certa per la terza edizione della canzone italiana, che si terrà il 10 di ottobre a Luino, al Teatro Sociale di Luino, ancora con tante altre novità. Ti do subito una chicca nuova. Intanto tutti questi qui che noi andremo a vedere il 24 aprile a Gallarate, tutti questi sono già tutti presenti al Teatro Sociale di Luino il 10 d'ottobre. Quindi già questi vedono già un'anticipazione di quello che sarà il festival del 10 di ottobre. Ma ti do subito un'anticipazione chi avremo, oltre a tanti altri nomi. C'è già la presenza sicura di Don Bacchi. Quindi avremo anche Don Bacchi al festival, oltre tanti altri che adesso noi poi per maggio, giugno saremo già pronti con tutti i nomi del festival, perché dopo a luglio, come tu sai, dobbiamo andare in stampa, eccetera, e poi c'è agosto, quindi a settembre dobbiamo essere pronti con tutto ciò che riguarda il Festival di Luino. Quindi quest'anno possiamo già anticipare, c'è presente Don Bacchi. Guarda, ci hai lasciato senza parole, ma soprattutto salutandoti ti devo chiedere, ma dove hai preso tutto questo piglio, questo entusiasmo per gli anni 60, 70, 80? La tua è una missione o ancora di più? Perché poi io ci sono venuto a qualche tuo evento, c'è un entusiasmo pazzesco, cioè gente di tutte le età, dai 10 anni fino ai 90, che si alzano in piedi, che applaudono, che ballano, perché poi questi artisti vengono giù a salutarti, se arrivi qualche minuto prima o dopo lo spettacolo, c'è la possibilità di salutarli, di fare la foto insieme, l'autografo, roba che ti riporta indietro di 50 anni, capito? Allora ti anticipo anche due cose che voglio dire. Pensate che in questi giorni è venuto a mancare, oltre che Pacchi, dei Nuovi Angeli, che era uno che era presente sempre in ogni mia manifestazione,
è venuto a mancare anche Bruno Castiglia dei Bisonti, Sì. ed è un grande amico che ho perso e mi spiace veramente tanto, però sapevamo già da tempo che ha cantato a Luino lo scorso anno e non stava bene, era già, io stesso l'avevo accompagnato direttamente sul palco, eccetera, forse ti ricorderai anche. Certo. Pensa che posso dirlo in diretta perché mi ha veramente riempito di gioia, mi ha lasciato la sua chitarra, una Gibson con su scritto I Bisonti. Incredibile. Me l'ha voluta lasciare in regalo, scusami, ma ed è bellissimo, sono emozionato. è bellissimo, capisci la missione che stai facendo, la cosa bella che stai facendo in questi anni, portando queste persone sul palco, il regalo che fai a migliaia e migliaia di persone che possono riascoltarli. Guarda, devo dire con grande soddisfazione che tutte le volte quando finisce una manifestazione che faccio, come il Festival di Luino o altre manifestazioni magari come questa qui che andrò a fare a Gallarate il 24 di aprile, pensa quasi sempre tutti gli artisti quando abbiamo finito, che ci stiamo salutando, augurandoci la buonanotte, eccetera, e per la serata che è andato bene, eccetera, eccetera. Alla fine mi dicono tutti: Gianfranco, mi chiami per la tua prossima Fantastico signori. Gianfranco Mi Mulas, segnate giù, venerdì 24 aprile ore 21, Teatro delle Arti di Gallarate in provincia di Varese, grande serata. Grande novità, tutti quelli che verranno, eccetera, tenete in considerazione che alla fine canteremo tutti insieme Soleado. Wow. Ci alzeremo in piedi. Quella è la più difficile, è difficilissima da cantare. Grazie Gianfranco, un abbraccio, a presto. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Sammy, grazie, ciao. Avete ascoltato Potere al Popolo.